Sono stati vaccinati 200 lavoratori oggi allo Stadio Friuli, nell'hub promosso da Confindustria Udine. Potenziali 130 inoculazioni all'ora, soddisfatta la Presidente Anna Mareschi Danieli. Vaccinazione e rispetto delle regole saranno fondamentali per affrontare l'ultimo miglio della pandemia. Questo è il messaggio del Vicepresidente Riccardi nella lotta contro il Covid. Accordo tra Stato e Regioni. Al Friuli Venezia Giulia spetteranno oltre 43 milioni di euro di ristori per mancate entrate causate dalla pandemia. Beneficeranno di ulteriori 2 milioni delle realtà di comprensori sciistici. Un branco di sciacalli dorati, esemplari sempre più rari, è stato individuato a San Vito al Tagliamento dopo il ritrovamento del corpo di una femmina investita da un'auto. Sulle loro tracce l'Ateneo Friulano. Si ferma in Toscana il Giro d'Italia di Alessandro De Marchi dopo una spaventosa caduta nella 12ª tappa, clavicola rotta e addio alla Corsa Rosa. Il rosso di Buglia non potrà correre sulle strade friulane. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando dell'ennesimo passo avanti sul fronte della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia, una partita che da oggi si gioca anche allo Stadio Friuli. Sono infatti stati inaugurati oggi 2 hub vaccinali nell'ambito della campagna che interessa i lavoratori delle aziende del territorio, i famosi vaccini in fabbrica, dei quali si è iniziato a parlare tempo fa. 2, si diceva, uno a Pordenone nell'area dell'ex Seleco e l'altro appunto allo Stadio Friuli. Qui oggi erano in programma 200 vaccinazioni per i lavoratori, ma potenzialmente questa struttura è in grado di farne 130 all'ora. Un'iniziativa promossa da Confindustria Udine che ha trovato il sostegno di tante altre realtà. Vediamo. Il Friuli è il primo stadio in Italia ad aver messo a disposizione i propri spazi interni come hub vaccinale. 200 le dosi somministrate nella giornata inaugurale, ma potenzialmente sono 130 all'ora. La struttura è dedicata all'immunizzazione dei lavoratori delle imprese associate a Confindustria Udine ed è diventata operativa grazie alla collaborazione con Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia, ASA, Ordine degli Infermieri della provincia di Udine, Udinese Calcio, CGIL, CISL e UIL. Molto soddisfatta la presidente degli industriali friulani, Anna Mareschi Danieli, che ha subito precisato come l'hub sia a disposizione della regione, perché il fine di tutto è vaccinarsi. Siamo molto orgogliosi perché in un tempo ristrettissimo siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa di straordinario. Abbiamo visto cosa significa lavorare in squadra, cosa significa solidarietà. L'Udinese Calcio è stato davvero incredibile, ha messo a disposizione tutto questo, ma non solo, anche l'Ordine degli Infermieri, ASA, la Croce Rossa, CGL, CISL e UIL. Possiamo dire che non manca nessuno all'appello. Siamo davvero orgogliosi che oggi si parte con le prime vaccinazioni perché l'unico modo per ripartire è vaccinarsi, non ci sono alternative e anche i più scettici farebbero bene a darsi una regolata e cercare di capirlo. Il messaggio è: io mi vaccino e voi cosa fate? All'inaugurazione sono intervenuti tra gli altri il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, l'assessore alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, il direttore generale dell'Udinese Calcio Franco Collavino. Stiamo affrontando l'ultimo miglio di questa pandemia, è ancora fondamentale il rispetto delle regole ed è importante vaccinarsi perché questo è lo strumento principale di contenimento e di contrasto al Covid. Così il vicepresidente della regione Riccardi in occasione dell'inaugurazione del nuovo hub vaccinale. Il vicepresidente conferma i dati da zona bianca per il Friuli Venezia Giulia con l'indice RT che scende ancora e arriva a 0,66. Altro hub vaccinale, questo dedicato ai lavoratori delle aziende friulane. Sì, un altro, ma anche simbolicamente non solo un altro, perché dicevo prima, abbiamo il generale di Alpini, abbiamo il capo della protezione civile, ci mancava l'Udinese, lo Stadio Friuli, è un altro grande passo avanti. Adesso siamo di fronte all'ultimo miglio e speriamo che questo ultimo miglio sia percorso continuando ad avere gli indicatori che stiamo avendo, l'RT
oggi fortunatamente cala, è a 0,66, le regole ci dovrebbero far sperare su soluzioni positive in termini di colori nel prossimo futuro. Questo però non può essere un liberi tutti, è importante che questo ce lo diciamo. La nostra estate deve essere un'estate che ci consenta di tornare il più possibile alla normalità, però fermo restando oltre le regole. Anche questo è l'altro aspetto, l'altro appello quale io voglio ringraziare anche gli organi di informazione. Dobbiamo spiegare alle persone che la vaccinazione è lo strumento principale di contenimento del contagio e di contrasto al virus. Abbiamo ancora un lavoro importante da fare sulle adesioni e quindi è chiaro che occasioni come queste ci aiutano ad andare in questa direzione. È chiaro che dobbiamo fare dei grandi investimenti sull'attività di prevenzione e sulla promozione della salute, perché le persone devono essere pronte, non devono avere paura e soprattutto si devono fidare dei medici. Questa settimana sicuramente arriverà un carico importante di Pfizer. Abbiamo delle incertezze rispetto ad AstraZeneca e Moderna, però le dosi che di Pfizer ci arriveranno sono dosi numericamente importanti, quindi oggi noi siamo ad una capacità vaccinale importante che sta tra le 70 e 80 mila, questo è il servizio pubblico che è in grado di farlo alla settimana. Abbiamo una coerente disponibilità delle dosi, adesso dobbiamo accelerare sull'adesione. Si convincerà Figliuolo ad aprire le agende per tutti al più presto? Il generale Figliuolo ovviamente fa il lavoro che deve fare, deve tenere in equilibrio 20 sistemi regionali, 20 storie diverse, 20 esperienze diverse, non è facile. Adesso noi stiamo declinando l'ulteriore passaggio che il generale Figliuolo ci ha autorizzato a fare, cioè consentire a una giornata vaccinale alle attività produttive è un'altra declinazione che in maniera intelligente dobbiamo cercare di applicare. Un appello alla vaccinazione è arrivato dallo Stadio Friuli anche dall'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini, che approfittando della presenza della presidente di Confindustria Udine Mareschi Danieli ha anche fatto sapere che ci sono segnali molto incoraggianti per quanto riguarda l'economia del territorio, anche se ha sottolineato c'è il problema dell'approvvigionamento della materia prima. Sentiamo. Assessore Bini, anche il mondo delle imprese scende in campo in questa partita importantissima. È stato un segnale importantissimo, io ringrazio davvero Confindustria Udine, hanno allestito un centro vaccinale davvero bello, oltre che importante, quindi un segnale chiaro di vicinanza al mondo delle imprese, ma soprattutto ai lavoratori, ai tanti lavoratori che, come dire, rafforzano questo Friuli. Ho detto prima, i dati che mi stanno arrivando sull'economia del Friuli sono assolutamente importanti, grande tenuta da un punto di vista di prodotto interno, di fatturato, chiedo scusa, ma soprattutto una grande tenuta da un punto di vista occupazionale, cosa non banale visto il difficile periodo che abbiamo e stiamo ancora, ahimè, vivendo. L'unico problema che noi abbiamo in questo momento è il reperimento della materia prima e della componentistica, quello è un tema e l'aumento delle stesse materie. Però insomma gli ordinativi sono molto importanti, questo ci fanno ben sperare nel proseguo dell'anno. E siamo al bollettino Covid, sono 41 oggi nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia su 5.263 tamponi eseguiti tra molecolari e rapidi antigenici, 2 i decessi pregressi. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 11 e calano a 60 quelli in altri reparti. Le persone in isolamento sono 5.329, nessun caso di contagio tra gli ospiti delle case di riposo e 3 gli operatori che vi lavorano. Accordo trovato tra Stato e Regioni sulle misure economiche di sostegno per far fronte alla pandemia. Al Friuli Venezia Giulia spetteranno oltre 43 milioni di euro per compensare le minori entrate causate dal Covid, ulteriori sostegni per le realtà dei comprensori sciistici. Il Friuli Venezia Giulia beneficerà di 43.450.000 euro di riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il 2021 come ristoro delle minori entrate a causa della perdita di gettito causate dalla pandemia. Non solo,
La Regione avrà ulteriori 2.300.000 euro da erogare a favore delle imprese turistiche e dei comprensori sciistici. Sono queste le cifre emerse dopo l'odierna conferenza delle regioni e delle province autonome presieduta dal governatore Massimiliano Fedriga, che ha visto il raggiungimento dell'accordo con lo Stato in prossimità del varo del decreto Sostegni bis. Nel dettaglio, l'accordo si articola in 7 punti, tra cui il coinvolgimento di privati per la campagna vaccinale, la possibilità di utilizzare nel 2021 le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per far fronte allo stato di emergenza, più fondi per il trasporto pubblico locale e l'erogazione dei servizi aggiuntivi necessari all'attuazione delle misure di contenimento della pandemia. Per Fedriga si tratta di una pagina esemplare sul piano della leale collaborazione istituzionale, essendo stata trovata un'intesa che interviene su settori fondamentali per la vita dei cittadini. Siamo alla cronaca. Versa in gravi condizioni un ciclista di 65 anni di Pinzano al Tagliamento che questo pomeriggio è stato travolto da una vettura a Spilimbergo in via Gradisca. Dopo l'impatto il conducente dell'auto si è allontanato senza prestare soccorso e adesso lo stanno cercando gli agenti della polizia stradale di Spilimbergo. Infortunio sul lavoro invece questa mattina in un'officina meccanica di Fagagna, dove un dipendente di una ditta veneta, si tratta di un 24enne residente a Premariacco, è stato trasportato all'ospedale di Udine dopo essere stato colpito da una barra d'acciaio alla gamba. Un manager lombardo di 82 anni è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minore dal Tribunale di Udine e condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa, e a risarcire con 10.000 euro la vittima, una ragazza che all'epoca aveva meno di 14 anni. 2 anni di reclusione con la sospensione condizionale della pena e un risarcimento di 10.000 euro. È la condanna inflitta a Udine dal Tribunale Collegiale presieduto da Paolo Alessio Verni al manager lombardo, oggi 82enne, Tranquillo Berna, per violenza sessuale su minore. La pubblica accusa aveva chiesto una pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione, ma il reato è stato riqualificato. L'attenuante della minore gravità del fatto, la vittima fu solo toccata dall'uomo, è stata riconosciuta prevalente sull'aggravante, ovvero che la parte offesa, una ragazza, all'epoca aveva meno di 14 anni. La vicenda, segnalata all'autorità giudiziaria dall'assistente sociale che seguiva la piccola in Friuli, risale al 2015, quando l'uomo toccò la minore mentre faceva il bagno in mare, al riparo da occhi indiscreti. Come accennato, oltre alla reclusione poi sospesa, il tribunale ha condannato Berna al versamento di 10.000 euro alla parte offesa, rappresentata dall'avvocato Emanuele Iuri, per conto del padre della minore. Inoltre, Berna è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla misura di sicurezza per 1 anno e all'interdizione perpetua ai pubblici uffici e al divieto di effettuare i servizi e lavori che coinvolgono minori. La sentenza sarà depositata entro 30 giorni. Ed è tornato in aula il caso del professore 60enne dello Stringer accusato di violenza sessuale e molestie nei confronti di 11 ragazze allieve dell'istituto tra il 2016 e il 2018. Oggi, davanti al Tribunale Collegiale di Udine, presieduto da Paolo Alessio Verni, sono state sentite alcune ragazze e alcuni loro compagni di scuola per testimoniare sulla vicenda. Il professore non era in aula. Raimondo Raiola e Jorge Wilfredo Martinez sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di rapina aggravata e concorso in omicidio aggravato per l'uccisione nel giugno 2020 a Mortegliano del 24enne afghano Ramani Zazai. I 2 saranno giudicati dalla Corte d'Assise di Udine. Giudicati dalla Corte d'Assise di Udine il 45enne Raimondo Raiola e il 31enne Jorge Wilfredo Martinez, accusati della morte del 24enne afghano Ramani Zazai, avvenuta nel giugno del 2020, e quanto deciso dal GUP Emanuele Lazzaro, che ha rinviato a giudizio 2 imputati per concorso in omicidio aggravato e rapina aggravata. A sostenere l'accusa è il PM Elena Torresin. I fatti risalgono alla mattina del 6 giugno dello scorso anno, quando Raiola, Martinez, Zazai e un altro afghano, il 23enne Asad Ullah Miakil, salirono a bordo di un'automobile per andare fuori regione a rifornirsi di droga. Stando alla ricostruzione dei fatti, l'accordo era che i 2 afghani avrebbero messo a disposizione i soldi per l'acquisto, gli altri 2 l'auto e il supporto logistico. Giunti a Mortegliano, però, Raiola prese una strada bianca e, fermato al mezzo, chiese ai 2 asiatici di consegnargli il denaro, oltre 4.000 euro, minacciandoli con una pistola, mentre Martinez spruzzò loro uno spray urticante. Impadronitosi dei soldi, Raiola fece scendere a forza Zazai dalla vettura, sparando un colpo di minaccia a terra. Poi dalla pistola partì un secondo proiettile che colpì alla testa l'afghano, il quale,
mortale, morirà 3 giorni dopo mentre era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Udine. Infine i 2 imputati si dileguarono. Il nodo processuale, oltre al ruolo di Martinez nell'omicidio, verterà sulla volontarietà e sulle modalità dell'esplosione del colpo mortale. Durante l'udienza l'avvocato Massimo Cescutti, difensore di Raiola, oggi in carcere a Gorizia mentre Martinez è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ha chiesto i domiciliari per il proprio assistito, cosa che sarà valutata in seguito, e il rito abbreviato non concesso. La prima udienza in corte d'assise è stata fissata per fine giugno. Ieri sera i carabinieri di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico, hanno rintracciato un 52enne croato destinatario di un ordine di carcerazione. È stato intercettato dopo 11 anni di latitanza a bordo di un autobus di linea diretto a Milano. È accusato di una serie di rapine e furti commessi in Val Padana. I suoi obiettivi preferiti erano i negozi dei centri commerciali. Centinaia di persone tra forze dell'ordine e volontari saranno impegnate sabato e domenica sulle strade della regione per garantire il passaggio del Giro d'Italia in sicurezza. La Polizia Stradale di Udine ha predisposto un piano di viabilità alternativa per contenere eventuali disagi per gli automobilisti. Sono centinaia le persone tra forze dell'ordine e volontari impiegate in regione per garantire la sicurezza sulle strade interessate dal passaggio del Giro d'Italia. La Polizia Stradale ha predisposto percorsi alternativi e tragitti dedicati alle tappe dello Zoncolan e di Grado per consentire gli spostamenti dalle località consigliati per alcune ore solo in caso di emergenza. Per la tappa dello Zoncolan le limitazioni alla circolazione cominceranno alle 12:30, 2 ore e mezza prima dell'ingresso in regione dei primi ciclisti. Le limitazioni alla circolazione decorreranno da 2 ore e mezza prima dell'arrivo dei ciclisti. Questo vuol dire che tutti coloro che dovessero attraversare il percorso di gara o semplicemente attraversare la Carnia da est a ovest, in quelle ore lì troveranno grossi problemi di viabilità, per cui abbiamo disegnato una viabilità alternativa per poter bypassare il percorso di gara, che però è un percorso molto complesso. Domenica, per la seconda tappa, Grado non sarà raggiungibile dalle 10:30 alle 14, a meno che non si arrivi dalla parte di Monfalcone. Il suggerimento è o fare il giro che abbiamo ipotizzato come viabilità alternativa, oppure aspettare il primo pomeriggio. Sono stati anche organizzati dei prefiltri, in corrispondenza dei quali sarà consentita la circolazione dei veicoli diretti in località diverse dal percorso di gara. Centinaia gli operatori impiegati tra volontari e forze dell'ordine in tutte le loro articolazioni. Ci sono dispositivi di sicurezza lungo tutto il tragitto di gara e nelle viabilità principali che adducono al percorso di gara, oltre a tutti i servizi necessari di ordine e sicurezza pubblica. Dopo 7 mesi di buio, il 22 maggio il Giovanni da Udine si illuminerà per l'apertura della nuova stagione teatrale che riparte nel segno della creatività e della fantasia. I posti messi a disposizione degli spettatori saranno 500. Oggi alla presentazione della stagione è intervenuta anche l'assessore alla cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, che ha rivolto un appello al governo affinché faccia un passo indietro sulla prescrizione del tampone ogni 72 ore per gli operatori dello spettacolo. La riapertura del Giovanni da Udine sarà celebrata con una grande festa. Sabato alle 20 la sala del teatro illuminerà, dopo mesi di buio, 90 minuti di letture, musica e dialoghi con diversi ospiti di rilievo, tra i quali Eros Pagni. La nuova programmazione riparte nel segno della creatività e della fantasia. La creatività qui non è mai venuta meno, perché il teatro deve funzionare, progettare, programmare, però è chiaro che il suo naturale sbocco è avere lo spettacolo in sala. E abbiamo messo assieme, per quanto riguarda la prosa, direi 9 spettacoli importanti anche per le presenze che ci sono. Parliamo di Popolizio, parliamo di Gabriele Lavia. Per la musica torniamo sui concerti di un certo livello, ovviamente. Marta Argerich è una pianista strafamosa in tutto il mondo, e stiamo programmando anche altri, che ancora non abbiamo più potuto chiudere i contatti, stiamo programmando anche altri concerti di livello molto elevato. Sono 500 i posti messi a disposizione per gli spettatori che dovranno attenersi alle normative anti-Covid per avere accesso alla sala. Il ricominciare è un'emozione, perché si può ripartire, si può non ripartire normalmente purtroppo, perché i limiti ci sono, ma noi siamo pronti ovviamente a adottare tutte le misure, l'abbiamo già fatto, che sono necessarie per garantire al pubblico la sicurezza in sala.
Nell'occasione l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli ha lanciato un appello al governo perché faccia un passo indietro sulla prescrizione del tampone ogni 72 ore per gli operatori dello spettacolo. Spero che questa prescrizione decada, ha detto Gibelli, richiamando l'attenzione sulla persuasione alla vaccinazione. Oggi è la giornata mondiale delle api. Ne abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Apicoltori di Udine, Luigi Capponi. La situazione oggi come oggi, da noi e in Italia, che è allo stesso modo, è piuttosto catastrofica, quasi drammatica. Noi vediamo benissimo che le api stanno morendo per tantissimi fattori. Uno di questi è il cambiamento climatico. Le api, nell'ambito di un raggio di 3,5 km, misurano centimetro per centimetro il nostro territorio, quindi sono portate e sono dell'ambiente, sono di proprietà dell'ambiente, non sono di proprietà nostra. Tanto è vero che, mi lasci dire, la Regione, molto sensibile a questo, da quest'anno ci ha dato un contributo sostanzioso per acquistare, per tutti, compresi quindi compresi gli hobbisti, per acquistare tutti al 90% del costo dei prodotti sanitari che servono per la sanificazione, quindi la lotta contro la varroa destructor, che inserisce all'interno di ogni famiglia tutta una sorta di virus e altre cose che abbattono il numero delle api. E un branco di sciacalli dorati, esemplari sempre più rari, è stato individuato a San Vito al Tagliamento dopo il ritrovamento del corpo di una femmina che è stato investito da un'auto. Lo zoologo Luca Lapini con l'Ateneo Friulano e l'Istituto Zooprofilattico darà via una serie di esami sul corpo dell'esemplare e sui luoghi dove si presuma vive il resto del branco. Individuato con certezza un nuovo branco di sciacalli dorati in Friuli Venezia Giulia. Un esemplare femmina del carnivoro più raro d'Italia è stata rinvenuta infatti a bordo strada in questi giorni, investita da una vettura e rinvenuta dai vigili del fuoco a San Vito al Tagliamento. Nei prossimi giorni, spiega lo zoologo Luca Lapini del Museo Friulano di Storia Naturale, esamineremo l'esemplare insieme agli esperti dell'Istituto Zooprofilattico e a quelli dell'Ateneo Friulano per ottenere ancora più informazioni che ci permetteranno di conoscere meglio questa specie. Sempre nei giorni scorsi un altro esemplare di sciacallo dorato, sempre una femmina, è stato trovato, anche in questo caso investito, a Savogna di Sonzo, in una zona che è già nota per la presenza del carnivoro tutelato. In tutta Italia si contano 210 esemplari, divisi in circa 40 branchi familiari. La nostra regione è quella che conta il maggior numero di sciacalli dorati, circa 150. Di recente, tuttavia, ne sono stati individuati alcuni in aree della penisola mai toccate dalla loro presenza, come la provincia di Ravenna, conclude lo zoologo. Recuperare la ex scuola che sorge sul colle di Variano è l'obiettivo dell'amministrazione municipale di Basiliano, che da anni promuove la conoscenza di questo sito, uno dei più particolari e piccoli castellieri del Friuli, abitato già in epoca protostorica. Valorizzare un luogo di grande interesse storico e promuovere l'attività della locale Proloco che, sperando nel ritorno alla normalità, qui organizza la festa del paese per eccellenza, il Luglio Varianese. Questi gli obiettivi dell'amministrazione comunale di Basiliano guidata dal sindaco Marco Del Negro, che vuole puntare sul recupero della ex scuola sul Colle, da mettere poi a disposizione dell'associazione locale. Una volta ristrutturati, seguendo l'architettura tipica della zona, gli spazi consentiranno di far conoscere l'attività della Proloco, ma anche le vicende di questo antichissimo luogo, frequentato fin dall'epoca protostorica. Il sito, infatti, oggi utilizzato per eventi ma anche per passeggiate nel verde, conserva le tracce del castelliere di Variano. Più volte rimaneggiato nel tempo, il colle oggi è mutato. Conta la suggestiva scalinata di accesso, il parco della rimembranza e il monumento ai caduti che nel 2023 compirà i suoi primi 100 anni.
È arrivata sulla scrivania del ministro Franceschini la delicata situazione in cui versa Villa Antonini Belgrado, il pregevole manufatto cinquecentesco di Scuola Palladiana che si trova in stato di abbandono a Saciletto di Ruda. Sappiamo che è una situazione molto complessa, ma non vogliamo lasciare nulla di intentato, ha detto Deborah Serracchiani, presidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera. Serracchiani ha raccolto la preoccupazione sulle condizioni del complesso architettonico espresse dal sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, il quale ha annunciato che si sta anche attivando la soprintendente regionale che è venuta recentemente in visita alla villa. Intervento radicale di trasformazione del sistema di illuminazione a Tarcento. Saranno sostituite tutte le 2200 lampade del capoluogo e delle frazioni e cambiati 1000 pali. Al termine del cantiere l'illuminazione sarà interamente a LED, parla il sindaco Mauro Steccati, più sicurezza, decoro e anche un grande risparmio per le casse del comune. Nuova illuminazione pubblica per il capoluogo e per tutte le frazioni di Tarcento. Saranno sostituiti infatti tutti i punti luce del comune 2200 attraverso un iter legato alla finanza di progetto promosso dall'amministrazione municipale. La soluzione vedrà l'ente gestore curarsi della manutenzione della rete di illuminazione per i prossimi 19 anni, gestendo anche il pagamento delle bollette. 1000 i pali di sostegno che andranno contestualmente sostituiti laddove ruggini o ammorbati. Tutte le lampade installate saranno a LED a risparmio energetico. Un intervento decisamente importante per la cittadina e per tutte le borgate, dice il sindaco Mauro Steccati. Si andrà a intervenire anche sul sistema di cavi e di centraline per ottenere, a fine cantiere, una integrale ristrutturazione di questo fondamentale servizio a tutela della sicurezza della comunità e per il decoro della cittadina. Il costo medio annuale che il comune sostiene a oggi per la pubblica illuminazione è di circa 240.000 euro all'anno, esclusa la manutenzione. È terminato nel peggiore dei modi il Giro d'Italia di Alessandro De Marchi. Il rosso di Buia, infatti, dopo una grande prima settimana con anche la maglia rosa sulle spalle per 2 giorni, nella tappa di oggi è caduto in discesa, fratturandosi la clavicola. Corsa in ospedale a Firenze e poi il ritiro per De Marchi che a 2 giorni dalle tappe friulane è costretto ad abbandonare il Giro d'Italia. Se ne parlerà tra pochissimo nell'informazione sportiva, subito dopo il consueto appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci.